Oggi la giornata internazionale dei bambini scomparsi, ricordata anche ad Agrigento. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento pronto a collaborare con i comuni. Giornata conclusiva del convegno dell'Ordine dei Medici di Agrigento sulle malattie del fegato. Per lo sport, nuovo presidente dell'Acragas, la Pro Favara a Pompei con la speranza della Serie D. Svanisce il sogno del Palermo con la tifoseria presa in giro fino all'ultimo. Buongiorno da TVA Notizie. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. È stata ricordata anche ad Agrigento. Il servizio di Arturo Cantella. Oggi 25 maggio ricorre la giornata internazionale dei minori scomparsi. Anche quest'anno la Polizia di Stato è vicina alla cittadinanza affinché rappresenti quelli che possono essere dei disagi per i minori che ovviamente possono scomparire, ma soprattutto suggerisce quelli che sono dei consigli da poter dare alla cittadinanza e quindi ai genitori al fine di prevenire, nell'ambito quindi che è un'ottica di prevenzione, la scomparsa dei minori. Quest'anno viene realizzato un opuscolo dove i genitori o chi chiaramente ha la potestà di tutoria nei confronti dei minori seguire dei consigli a secondo che i minori siano appunto dei minori bambini oppure si tratta dei bambini in fase adolescenziale. E ovviamente in base alle fasce di età possono essere dati dei suggerimenti. La cosa importante è guardarsi sempre attorno nel caso in cui un bambino dovesse scomparire, riflettere e poi di conseguenza denunciare, chiamare immediatamente il 112 e sensibilizzare le forze di polizia. Non è necessario aspettare le 24 ore qualora un bambino o un adolescente dovesse chiaramente scomparire, basta fare una segnalazione immediata al 112 o al 113. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse sovrintende al coordinamento strategico. Una piaga dolorosa, segno di inciviltà, crudeltà, disumanità. Il 25 maggio si celebra la giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita in memoria di Ethan Paz, un bambino di 6 anni scomparso a New York il 25 maggio del 1979. Da quel tragico evento è nato un movimento globale per le persone scomparse, che ha portato a sviluppare nuovi metodi nella ricerca e nella prevenzione di questi drammatici casi e per favorire le ricerche come le foto sui cartoni del latte a metà degli anni '80. La Polizia di Stato è costantemente impegnata nel prevenire e fronteggiare questo fenomeno. In tali circostanze è fondamentale la tempestività per provare ad aver maggiore successo nella ricerca degli scomparsi. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato mette a disposizione di ragazzi e genitori un pieghevole informativo ed un segnalibro realizzati in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, distribuiti dalle questure nelle scuole e nell'ambito di eventi pubblici, insieme alla Fondazione Amber Alert Europe, attiva sui temi dei bambini scomparsi a rischio. Quest'anno la Polizia di Stato ha realizzato la campagna Controlla, Rifletti, Denuncia. E non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112 per diffondere consigli utili per i genitori che affrontano la scomparsa nel nulla di un figlio. In momenti così delicati sapere quali passi intraprendere può fare la differenza. Inoltre con l'app YouPoll
Si può entrare in contatto con le sale operative delle questure della Polizia di Stato ed è così attivabile anche su smartphone. Consente una diretta richiesta di assistenza per episodi di violenza di genere, bullismo, spaccio di droga. Si ricorda però che l'app non sostituisce in alcun modo i numeri di emergenza 112 e 113 in caso di pericolo imminente. Attraverso il sito italiano per i bambini scomparsi gestito dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che è parte di una rete internazionale di 31 paesi coordinata dalla statunitense International Center for Missing and Exploited Children, ogni cittadino può riferire informazioni utili anche su minori di cui si sono perse le tracce da diverso tempo, per cui è possibile inserire immagini age progression degli scomparsi. Si ricorda che per far fronte a queste emergenze è attivo il numero unico europeo 116000, linea telefonica per i minori scomparsi, affidato in gestione al Ministero dell'Interno, a SOS, il telefono azzurro, linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento offre la propria collaborazione ai comuni della provincia. Oggi conferenza stampa del presidente Achille Furioso. Arturo Cantella. Una conferenza stampa oggi per discutere del BIM e di questa collaborazione che voi come Ordine degli Ingegneri inviate a tutti gli enti locali per appunto un'eventuale progettazione futura di opere pubbliche, di quello che ovviamente necessita. Sì, oggi abbiamo voluto rilanciare questa importante occasione che l'Ordine degli Ingegneri ha messo a disposizione agli enti territoriali, ai comuni e ai responsabili degli uffici tecnici. C'è tempo ancora fino al 31 maggio per mandare all'ordine il protocollo d'intesa che abbiamo inviato per aderire a questa opportunità a titolo non oneroso per un primo corso BIM indispensabile, perché anche gli enti pubblici comincino a parlare il linguaggio dei professionisti e ribadire la centralità del progetto. È un obbligo cogente normativo e dal 1 gennaio in poi oltre 1 milione di euro le stazioni appaltanti, gli enti pubblici, quindi i comuni che spesso hanno difficoltà di personale, di aggiornamento, di risorse, devono dimostrare competenza attraverso un piano formativo e altri adempimenti, e noi offriamo, ripeto, a titolo non oneroso questa importante possibilità di farlo assieme a noi, un primo percorso insieme. È importante perché l'Ordine degli Ingegneri tende la mano al territorio, ribadisce sinergie tra enti pubblici e professionisti, ma soprattutto è importante per ribadire la centralità del progetto, perché nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è indispensabile nella fase embrionale e quindi di pertinenza della stazione pubblica, del RUP, del manager della stazione appaltante, prevedere per esempio nel capitolato informativo l'utilizzo di queste nuove metodologie informative e digitali, appunto BIM Information Modeling, perché queste sono una rivoluzione epocale che paragonerei alla stessa stregua di quando dal tecnigrafo e dalla carta lucida siamo passati all'utilizzo del computer, ma mentre prima non era obbligatorio, adesso è il legislatore che ci impone di utilizzare questi sistemi che danno un'idea più completa del progetto dall'inizio fino alla manutenzione. E allora, per evitare di rincorrere all'ultimo nell'emergenza gli adempimenti da fare, abbiamo proposto subito, adesso, e i comuni hanno già aderito, una ventina di protocolli d'intesa in provincia di Agrigento hanno già aderito, altri invieranno, ripeto, entro il 31 maggio, questa importante occasione di collaborazione, di continuare a parlare di temi tra enti pubblici e professionisti che interessano tutti gli operatori dell'opera pubblica nel suo ciclo completo dei lavori pubblici. E ci occuperemo insieme all'Ordine degli Ingegneri di questo percorso formativo fortemente voluto dal Presidente, l'Ingegner Furioso, per insegnare e professionalizzare sia le pubbliche amministrazioni che i professionisti nell'adozione di questo processo BIM. La formazione non sarà legata solo a una parte prettamente tecnica, quindi a come realizzare questi modelli 3D, ma a come gestirli, coordinarli e inserire
e a inserirsi professionalmente nell'intero processo. Quindi verrà dato ampio spazio alla parte normativa, alla parte di ambiente di condivisione dati e al creare una standardizzazione magari all'interno della stazione appaltante per avere sempre un dialogo collaborativo con l'appaltatore, quindi la parte privata. Abbiamo visto che ci sono state parecchie interlocuzioni, parecchie domande specifiche su queste nuove norme. Esatto, comunque l'interesse è molto caldo, sia per via dell'obbligo e la necessità proprio di inserire questo processo all'interno degli appalti pubblici, sia per la volontà dei singoli di innovarsi e essere protagonisti di questa rivoluzione del mercato. Sabato prossimo ad Agrigento corteo di protesta per la crisi idrica. Il corteo partirà da Porta di Ponte alle 9:30 e raggiungerà Piazza Pirandello. E a proposito di crisi idrica è nuovamente emergenza nei comuni di Naro, Grotte, Racalmuto e Castrofilippo, comuni serviti da 3 sorgenti. Non si sa quando l'acqua in questi comuni verrà erogata, con i cittadini costretti ad attendere ancora inutilmente. Medicina, seconda giornata ad Agrigento del convegno organizzato dall'Ordine dei Medici sulle malattie del fegato. Ci sono le interviste. Dottore Pitruzzella, oggi l'Ordine dei Medici, secondo appuntamento sul tema strategie di implementazione in epatologia. Sì, oggi siamo arrivati alla seconda e ultima giornata di questo convegno sulle malattie del fegato per completare tutto l'iter delle patologie. Oggi si parlerà di cirrosi, di epatocarcinoma, ma la cosa più importante è alla fine questa tavola rotonda su questa rete sintesi dell'Università di Palermo costituita per poter arrivare a una collaborazione tra l'università, l'ospedale, i medici di medicina generale, per arrivare prima alla diagnosi con una buona prevenzione e quindi alla terapia, per evitare poi che ci siano delle complicanze irreversibili. Perché è tutto importante, in quanto al centro noi abbiamo la salute del cittadino e la nostra stella polare è questa, quindi prima si arriva meglio è, e questo si può fare con questa organizzazione che è l'Università di Palermo, che ringrazio ancora una volta per ci dato la possibilità di questa collaborazione per mettere al servizio dei nostri iscritti tutte le innovazioni scientifiche che ci sono per poter sempre meglio fare il proprio lavoro. Oggi è la seconda giornata di strategie di implementazione in epatologia, un secondo appuntamento per approfondire quali tematiche, dottore? La settimana scorsa abbiamo parlato della prevenzione delle malattie di fegato, in modo particolare la prevenzione delle malattie metaboliche. Abbiamo parlato dello screening e del trattamento delle malattie virali. Oggi ci soffermeremo su aspetti di malattia più avanzate, in modo particolare su 3 aspetti: la diagnosi e la gestione della cirrosi e della cirrosi scompensata, che diventa assolutamente importante, la diagnosi e la gestione del tumore del fegato e l'opzione trapianto per le malattie di fegato, sia la cirrosi sia per l'epatocarcinoma. Questi sono dei punti importanti perché dobbiamo continuare a sviluppare i programmi di rete, e nella rete patologica siciliana è chiaro che un ruolo importante hanno i medici di medicina generale, perché loro rientrano nei nostri programmi sempre, perché i pazienti li gestiscono loro e loro sono il riferimento dei pazienti che hanno malattie croniche di fegato. L'altro punto importante è la collaborazione con i medici delle unità di medicina interna degli ospedali del territorio, quindi degli ospedali agrigentini, sì. E quindi questo diventa fondamentale perché una gestione multidisciplinare oppure condivisa di questi pazienti è assolutamente importante. Ci sono altri 2 punti da sviluppare. Uno è la sorveglianza dei pazienti con cirrosi, la diagnosi precoce del tumore del fegato, perché sul tumore del fegato adesso abbiamo
una serie di opzioni terapeutiche che sono quelle dalla gestione con le tecniche loco-regionali alla chirurgia, alle terapie anche sistemiche con i nuovi farmaci per il tumore del fegato, e infine c'è l'opzione trapianto che sta diventando sempre più importante e più disponibile, perché in Sicilia negli ultimi mesi c'è stato un incremento notevolissimo delle donazioni d'organo. È un progetto sì ambizioso ma fattibile, cioè mettere in rete i diversi operatori sanitari che si interessano del paziente affetto da patologia epatica, in modo tale da costituire una rete tra la medicina di base, l'ambiente ospedaliero e l'università per poter offrire il meglio che oggi la tecnologia scientifica sanitaria e le competenze professionali di ogni singolo operatore del settore può mettere a disposizione. Questo è il programma, questo è quello che si vuole fare tra l'Università di Palermo, l'ospedale di Agrigento e i medici del territorio, per essere al passo e anche con un po' di presunzione innovativi nel trattamento di questi pazienti. Il trattamento dell'epatopatia, della cirrosi e dell'epatocarcinoma, che è una patologia che nel 90% dei casi interessa i pazienti cirrotici, e quindi avere la possibilità in rete di seguire questi pazienti significa fare una diagnosi precoce dell'eventuale comparsa dell'epatocarcinoma, e diagnosi precoce vuol dire risultato terapeutico migliore. La collaborazione tra Università degli Studi di Palermo, reparto di gastroenterologia ed epatologia, l'Ordine dei Medici e l'ASPRE, quindi l'ospedale, con i direttori sia della medicina che della chirurgia, si sono riuniti in questo congresso insieme a tutti i medici di base per discutere di una patologia che è molto frequente nel nostro territorio, così come un po' in tutta Italia, e che è una malattia sociale, cioè la cirrosi epatica, sì, che il più delle volte è sostenuta dai virus, dall'epatite C, dall'epatite B, dall'epatite delta e altri dovuti all'alcol. Però si è visto che dagli anni 60 ad oggi si ha una riduzione della incidenza, della prevalenza e anche della mortalità. Consideriamo che ogni anno ci sono circa 10.000 morti per la cirrosi e che la maggior parte di questi morti sono dovute alle complicanze inerenti alla cirrosi, quindi alla rottura delle varici esofagee, quindi all'emorragia, alla ascite, quindi all'infezione, e poi la trasformazione di una patologia che nasce come benigna alla patologia maligna come l'epatocarcinoma. Quindi l'aiuto, la multidisciplinarietà che bisogna adottare in questo percorso diagnostico e terapeutico assistenziale è sempre ben accetta, e nonostante molte difficoltà che oggi sappiamo il sistema sanitario nazionale ci vive, è una cosa che io ritengo assolutamente importante, è la formazione, perché l'unità operativa da me diretta è un'unità clinicizzata universitaria, dove vengono gli specializzanti ad apprendere, ma non solo di chirurgia ma anche di gastroenterologia, con una convenzione con la scuola di specializzazione di gastroenterologia ed epatologia, e quindi una crescita professionale, culturale, specialmente nel nostro territorio, che non abbiamo una struttura universitaria come per esempio Caltanissetta o Palermo, per cui
questi giovani hanno bisogno di essere incanalati e di essere istruiti nel momento quotidiano di vivere l'ospedale e tutte le patologie, tutti i pazienti che vengono in ogni momento, sia in elezione ma principalmente in urgenza. Primo concorso enogastronomico e cocktail bar all'Istituto Niccolò Gallo. Arturo Cantella. Oggi al Niccolò Gallo il primo concorso di cucina e di cocktail. Ovviamente sono piatti preparati dagli studenti cui una qualificata regia darà la sua valutazione e quindi poi la premiazione successiva. Ecco, com'è andata l'iniziativa, Preside? Abbiamo visto che i ragazzi si sono cimentati in tanti piatti, in tanti cocktail. Una sua valutazione, lei fa parte anche tra l'altro della giuria. La manifestazione di oggi è il momento conclusivo dei progetti co-curriculari che abbiamo svolto durante l'anno, in progetti del PNRR che hanno avuto lo scopo di entusiasmare i ragazzi in modo tale da far aumentare la loro affezione, il loro senso di appartenenza alla scuola e combattere così la dispersione e i divari territoriali. Devo dire che è il primo concorso, ma già parte benissimo, con un grande successo di partecipazione sia da parte dei ragazzi che hanno preparato i vari cocktail a base di frutta veramente bellissimi sia dal punto di vista estetico, cromatico che anche per il sapore, e anche per i vari piatti primi, secondi che faranno parte del concorso di cucina. Grande partecipazione da parte delle famiglie e di anche associazioni che durante l'anno hanno collaborato con la scuola, perché questo è stato un anno molto impegnativo. Abbiamo attuato PNRR di vario tipo come laboratori co-curriculari, ma anche mentoring, orientamento e potenziamento di base delle discipline, però questo impegno è stato ben ripagato, perché in effetti l'obiettivo principale, che è quello di far vivere la scuola ai ragazzi anche nelle ore pomeridiane, quindi in momenti extracurriculari, è stato perfettamente raggiunto. I ragazzi hanno apprezzato il lavoro di gruppo, il lavoro cooperativo, hanno socializzato fra di loro, hanno capito che la scuola è qualcosa di non semplicemente obbligatorio, non è solo un dovere, ma è un ambiente, ma è una realtà da vivere intensamente, perché qui si costruisce il loro futuro e qui devono muovere i loro primi passi. L'iniziativa di oggi fa ben sperare che questi obiettivi sono stati raggiunti e che questa rimanga una prima di una lunga serie di manifestazioni che si verificheranno, si realizzeranno anche nei prossimi anni, ma che soprattutto rimanga come un'esperienza molto forte nella vita culturale e personale di questi ragazzi. Un concorso che ha avuto i suoi risultati e che arriva al termine di una serie di percorso scolastico con misura del PNR. Oggi, diciamo, la prova conclusiva, i ragazzi si sono cimentati nella preparazione di cocktail e di primi e secondi piatti. I ragazzi oggi hanno messo a frutto tutto ciò che hanno acquisito durante questo percorso scolastico riguardo il progetto del PNRR, l'abbiamo chiamato Cuochi in Gara, e quindi abbiamo voluto realizzare il primo concorso enogastronomico dedicato a Niccolò Gallo, dove i nostri alunni hanno avuto la possibilità di mettere a frutto ed esternare tutto ciò che hanno acquisito durante questo percorso, realizzando dei piatti unici che rappresentano il nostro territorio, la nostra provincia di Agrigento. Parliamo con un alunno che si è cimentato in questa esperienza. Cosa te ne è parso? Una tua impressione, insomma, un bilancio di questa giornata? Innanzitutto devo ringraziare il professore Iacono Manno per avermi fatto partecipare a questo corso. È stato un corso formidabile, pieno di avventure e sono migliorato tantissimo sia nell'ambito culinario che anche nell'ambito personale.
Inoltre questo corso è stato utile anche a socializzare con i vari compagni. È un piacere trovarsi a scuola, vedere i ragazzi il sabato, oltre i pomeriggi, perché abbiamo utenza che viene da Casteltermini, da Aragona, da Cianciana, quindi immaginate un po' le problematiche di questi ragazzi che finiscono l'orario scolastico, devono ritornare a casa, possibilmente c'è chi lavora il sabato e il venerdì sera e pur di fare il corso e migliorare le proprie conoscenze ne approfitta, viene a scuola e quindi si sacrifica per il suo bene. Pagina sportiva, calcio. Carmelo Callari è il nuovo presidente dell'Acragas, Baldo Veneziano alla vicepresidenza. Carmelo Lentini. La notizia che tutti gli sportivi biancazzurri attendevano con trepidazione. Il gigante non molla, ma è pronto a ripartire con maggiore vigore, confortato anche dalle rassicurazioni dell'assessore allo sport Piparo. È stata una conferenza stampa improvvisa, decisa all'ultimo momento nella tarda mattinata di venerdì scorso, dalla quale sono scaturite importanti decisioni. In sala stampa il patron Giuseppe Deni, Giuseppe Cammarata, Carmelo Callari, Gerardo Piparo, Dario Scozzeri ed altri dirigenti acragantini. Si riparte con il padrone Giuseppe Deni che dopo un breve excursus riguardante la scorsa stagione ed alcuni saluti alla passata gestione propone futuri progetti e nuovi ruoli societari. Innanzitutto la presidente Roberta Lala, per motivi politici, ha rimesso il suo mandato e al suo posto ci sarà Carmelo Callari, mentre suo vice sarà Baldo Veneziano. L'incarico di direttore generale ad una vecchia conoscenza agrigentina, che in passato è stato sempre vicino ai colori biancazzurri. Stiamo parlando di Dario Scozzeri, grande conoscitore dell'ambiente calcistico nazionale e internazionale. Riconfermato DS Peppe Cammarata, mentre Gioacchino Privitera curerà il settore giovanile biancazzurro. Tanta carne al fuoco, ma tutto parte dallo stadio Asseneto, e di cui si sa già che presto, grazie ai fondi stanziati dallo Stato centrale, si provvederà a mettere finalmente mano alla ristrutturazione dello stadio Asseneto ed alla messa in opera delle torri faro. Una cosa è certa, l'Acragas riparte ed era questa la risposta che l'intera città e i suoi tifosi attendevano. Ed ora spazio alle interviste. Per Carmelo Callari arriva il grande salto e il nuovo presidente dell'Acragas. Cosa rappresenta per te questo traguardo? Grande responsabilità, grande fiducia, un ringraziamento per la proprietà, un seguire un po' l'andazzo dei campionati pregressi che ci ha visto grandi soddisfazioni, dare il benvenuto ai nuovi incarichi. Giuseppe Cammarata, Dario Scozzari, anche il nuovo vicepresidente Baldo Veneziano, e tutti insieme dobbiamo portare avanti insieme ancora una volta, in sinergia, questo progetto dell'Acragas. Vi devo anticipare, vi devo confessare che questa unione di intenti tra la società e il comune di Agrigento nella persona dell'assessore, diciamo che è un compito anche faticoso che ho fatto affinché si sotterri l'ascia da guerra, si capiscano quali sono le esigenze sportive dell'Acragas e le difficoltà nell'amministrare la città importante come Agrigento. Che presidente sarà Carmelo Callari? Quello che ormai conoscono tutti, c'è un presidente attento, un presidente deciso nelle decisioni che bisogna portare avanti per il bene dell'Acragas, per aprire comunque a una tifoseria, a formare un comitato etico anche con i vertici delle forze dell'ordine per programmare, evitare che ci siano scontri fuori dall'Asseneto, per fare di uno sport effettivamente l'amicizia tra le squadre. Sotto l'aspetto tecnico, che Acragas metterete su? È stato già anticipato dalla proprietà che bisogna aumentare il livello della qualità dell'Acragas, tentiamo di andare nei vertici del campionato già da subito, per aspettare dicembre e vedere come siamo messi. Chiaramente bisogna adesso formare il basamento affinché si veda dove possiamo arrivare in futuro con questa squadra. Dario Scozzari torna in Acragas, che sapore ha per te questo ritorno e quale incarico ricoprirai?
Allora, la sensazione è sempre quella di tornare a casa. Sapete quanto sono legato a questa squadra e quindi sapete quanto amore c'è per questi colori. Il ruolo sarà quello di direttore generale, quindi diciamo una sorta di supervisione generale, ma un ruolo più che altro di collante, perché credo che ci siano rappresentate tutte le componenti, che si possa arrivare a raggiungere, soprattutto con un anno di esperienza in più acquisita da questa società, dei risultati importanti. Però è chiaro che in questa fase il ragionamento che fa la società è quella di coinvolgere quanto più possibile la città, intesa in senso generale, quindi come forze politiche, come forze imprenditoriali, ma principalmente lo zoccolo duro è quello della tifoseria. E quando parlo di tifoseria intendo non solo gli ultra, che chiaramente sono sempre quelli presenti, ma significa anche un coinvolgimento generale della città e dei tifosi tutti, per cui mettiamo da parte le vene polemiche, cerchiamo di lavorare in una direzione, cerchiamo di dare un'iniezione di fiducia generale a tutti e di creare una sorta di componente aggiuntiva, che è sicuramente quello che può diciamo, proteggere questa società o chi rappresenterà la società, e quindi cercare di essere forti nei confronti di tutti. Peppe Cammarata rimane direttore sportivo dell'Akragas, questa riconferma per te cosa rappresenta? È un motivo d'orgoglio, ripeto, l'avevo detto nell'intervista dell'ultima gara di campionato, alla domanda di un collega se rimanevo, ho detto che mi prendevo una settimana di vacanza e poi avrei parlato col presidente, cosa che ho fatto stamattina, perché il presidente nostro lo conosciamo. Mi ha chiamato, mi ha detto vedi di arrivare primo pomeriggio che ti devo parlare di una cosa importante, perché anch'io ero in attesa e sapevo che c'era questa probabile cessione, però fino all'ultimo ho voluto aspettare l'Akragas. Il presidente sa, perché abbiamo un rapporto molto limpido, che ho parlato con un paio di società ma non ho preso impegni, perché a tutti ho detto che volevo aspettare fino all'ultimo cosa facesse l'Akragas. Sono felice, sono contento di questa riconferma e mi auguro che sia una stagione gloriosa per l'Akragas, per questi colori, per questi splendidi tifosi. Mi siederò, penso, domani con la società e con il nuovo direttore generale per capire in che modo vogliamo alzare questa asticella per programmare bene la stagione. Quando io parlo di stagione parlo di gruppo squadra, staff tecnico, perché peraltro ci sono persone molto più brave di me, non è il mio mestiere, quest'anno mi vorrei occupare solo e esclusivamente dello spogliatoio e degli allenamenti, della costruzione della squadra. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con altri servizi di sport. La Pro Favara in Campania domani sarà impegnata a Pompei per la prima semifinale dei play-off per la promozione in Serie D. A Pompei per noi c'è Giuseppe Moscato. Siamo in Campania e subito devo dire grazie alla Pro Favara che mi ha omaggiato della maglietta ufficiale di questa trasferta che vedrà la Pro Favara impegnata nella prima semifinale nazionale dei play-off del campionato di eccellenza. Sono con il responsabile della comunicazione della Pro Favara, Giuseppe Piscopo. Com'è il clima? Ma il clima è come una vigilia di un'importante partita. Però sappiamo che si gioca in 180 minuti, quindi già mister e staff tecnico sanno che bisogna gestire le energie mentali e fisiche in 2 partite. Non ci giochiamo tutto domani al Bellucci, ci giochiamo molto a Pompei, ma non tutto. E a proposito di Pompei, ci saranno molti colori giallo-blu. Sappiamo di un importante tifo che è già partito da Favara per assistere alla partita di domani. Colgo l'occasione per ringraziare l'FC Pompei Calcio che ha battuto ogni pista e assieme al sindaco di Pompei hanno reso agibile le adiacenze della tribuna ospite, e quindi domani 150 più tifosi favaresi provenienti anche da altre parti d'Italia, non solo da Favara, molti studenti, molti lavoratori
sosterranno la squadra all'ombra del Vesuvio. Tu hai seguito la Pro Favara da sempre e soprattutto negli ultimi giorni. Che clima si respira tra società, staff tecnico e giocatori? Allora, è inutile nascondere, l'obiettivo di quest'anno stagionale era quello della Serie D, per tanti motivi. Un allestimento di una rosa competitiva, una squadra in un ambiente maturo e anche i 40 anni della società, programmare il rifacimento dello stadio e gli spogliatoi. E ci crediamo, siamo qui non per giocare una semifinale, ma per giocarci un pezzo di promozione che passa da una doppia sfida ora a Pompei il 2 giugno a Favara. Speriamo poi di continuare nella finalissima con la vincente tra il girone B della Sicilia e il girone del Molise, quindi ancora è tutto aperto, ci giochiamo i primi 90 minuti, speriamo di 4 partite, la squadra è carica, abbiamo fatto un buon viaggio in nave, c'è un clima di moderata euforia, sono ragazze serie, hanno capito l'importanza, non siamo in gita, hanno capito l'importanza della gara, ma non c'è quella tensione che ti può compromettere anche l'umore. Siamo anche contenti della reazione del gruppo squadra, ma non è una novità, una notizia per noi. C'è uno staff tecnico, mister Catalano, mister Mancuso, mister Costantino, che sanno il fatto proprio assieme al DS Tino Longo, che è partito insieme alla squadra come sempre, per tenere non sotto controllo la squadra, ma per motivarli con le giuste dosi. E a proposito del direttore sportivo Tino Longo, sentiamolo. Un clima di semifinale, un clima di concentrazione e consapevolezza di quello che si deve andare a fare. Siete venuti qui in Campania con un po' di anticipo proprio per preparare bene la giornata di domenica? È chiaro che dovevamo essere qui per la rifinitura, quindi siamo stati, grazie al lavoro della dirigenza, siamo arrivati in modo preciso, sistemato, con tutto organizzato e quindi era già tutto predisposto. Dal punto di vista tecnico meglio non disturbare allenatori e giocatori, ma com'è la squadra? La squadra sta bene, è serena, sono abbastanza fiduciosi delle loro forze, ripeto, quando ci sono queste partite si presentano da sole. Per quanto riguarda il discorso di lasciarli un po' tranquilli è una cosa quasi normale, perché i ragazzi ora a questo punto si devono compattare e loro sanno quello che devono fare. Avete avuto modo di spiare, tra virgolette, il Pompei? Spiare ormai con i sistemi che ci sono, la tecnologia che c'è, non è più come una volta che quando si giocava in questi campionati non c'era modo di visionare le squadre avversarie, come avranno fatto loro. Anche noi abbiamo idea di quello che è Pompei, ma l'importanza del Pompei basta leggere i nomi. E poi naturalmente è una doppia sfida, adesso fuori casa e poi in casa. Sì, è una doppia sfida, quindi si deciderà tutto nei 180 minuti, ma è chiaro che per avere una tranquillità, un risultato importante qui sarebbe già un 50% di piede nella finale. Ti vedo teso, concentrato, ma anche fiducioso. Io sono sempre stato fiducioso dall'inizio, come ho detto ai tuoi colleghi. Il nostro campionato è stato particolare, bellissimo, strepitoso, per episodi ci siamo ritrovati direttamente, non per presunzione, direttamente in D, quindi non andare in D per me, come dico prima, come ho detto anche prima, per me sarebbe un fallimento. Svanisce il sogno dei tifosi palermitani. Non è stata capace la squadra di regalare alla città quello che sicuramente meritava. Avessero almeno il buon senso di stare zitti, tutti, giocatori e allenatore. Fiato sprecato, per dire cosa? L'unica cosa da fare è chiedere scusa per la presa in giro nei confronti della tifoseria rosanero, che hanno mortificato fino alla fine, tranne la parentesi con la Sampdoria, quando sembrava essere ritornata la voglia di riscattarsi. Poi il baratro, lunedì in casa
e ieri nella partita di ritorno. A Venezia si è stati capaci di spegnere tra la vergogna l'ultima speranza del Palermo. Ecco perché bisogna stare zitti per non prendere in giro ulteriormente il pubblico, a cui, lo ribadiamo, va chiesto semplicemente scusa. Il pubblico del Palermo, lo sappiamo, merita il massimo rispetto e bisogna ringraziarlo per la presenza straordinaria al Barbera in occasione dei play-off, quando ha messo davvero i brividi a chiunque. Ma neppure questo è servito a caricarli, a spronarli per superare gli ultimi ostacoli. Peccato davvero, ma con giocatori simili e con un allenatore che ad ogni vigilia di partita metteva le mani avanti, c'era solo da soffrire, ed è quello che hanno saputo assicurare fino all'ultimo minuto, e siamo noi a ringraziarli. Vi lasciamo alle interviste di Carmelo Vella sul premio nazionale Rosario Livatino assegnato a Canicattì. Grazie per averci seguito e buon fine settimana. Eccellenza, stasera qui a Canicattì per commemorare il giudice Rosario Angelo Livatino in un momento importante organizzato dall'Associazione Italiana Arbitri. Allora il suo messaggio? Il messaggio è un messaggio personalissimo. Io sono molto legato a Canicattì, questo lo sapete. 20 anni fa ho cominciato il mio biennio di gestione straordinaria del comune. Questo teatro è il risultato, se vogliamo, anche di quel biennio, perché lavorammo molto per ottenere finanziamenti e per avviare il restauro, che poi è stato egregiamente completato dalla successiva amministrazione, fino a creare questo gioiello che oggi consente ai canicattinesi di assistere a manifestazioni importanti come questa. E poi personale perché un altro motivo per cui oggi mi fa molto piacere essere qua è che l'anno scorso mi ero insediato da appena 2 giorni e questa fu, questa cerimonia che ricorre ogni anno, fu la mia prima uscita ufficiale dalla prefettura. Avevo ancora i libri e gli oggetti personali impacchettati quando venni qui a Canicattì e mi fece particolarmente piacere allora, come me ne fa oggi ricordarlo, cominciare proprio con Canicattì. Ecco, Eccellenza, la figura del giudice oggi beato si sta diffondendo a macchia d'olio per lanciare un importantissimo messaggio di legalità. Abbiamo bisogno di simboli, l'uomo moderno ha bisogno di simboli e anche di eroi, seppure ci riecheggia in testa quella frase, beato il popolo non ha bisogno di eroi, ma io credo che invece nessun popolo possa fare a meno di figure di riferimento. A prescindere dal momento storico, il paradosso è che probabilmente la situazione del rapporto del match Stato-mafia era molto peggiore ai tempi di Livatino che oggi. Però, che vogliamo dire, le prese di coscienza sono sempre benvenute, anche quando tardive. Sindaco, la città di Canicattì oggi ospita questo importantissimo evento, Premio Livatino, organizzato dall'Associazione Italiana Arbitri. Allora, un momento significativo anche per la città di Canicattì, perché ricordare oggi la figura del beato Rosario Angelo Livatino è fondamentale, anche perché ha portato in alto anche i valori della giustizia, perché lui è stato torturato da mano vile. Questo dimostra il fatto che l'Associazione Italiana Arbitri ricorda, questo è il 7° anno che si fa il ricordo di Rosario Angelo Livatino, anche perché dico ci sono tutte massime vertici sia della Procura, non solo, ma anche del CSM, nello stesso tempo anche tutte le massime vertici militari che possono essere presenti in questo contesto, per cui dico per Canicattì è un qualcosa di importante. Oggi è fondamentale essere qui, dare anche un segnale tangibile e forte di quello che Canicattì ha voluto dare, perché ha pagato un tributo tantissimo, molto alto, perché abbiamo perso 2 magistrati eccellenti non solo, ma abbiamo perso anche un martire della giustizia pure, che è stato anche il figlio di Antonino Saetta, e credo che questo la dice lunga, perché dobbiamo essere molto vicine a queste famiglie che hanno dato un qualcosa di importante per tutta la nazione. Presidente, ci siamo, 7ª edizione di questo premio Livatino. Ogni anno si dà un riconoscimento all'arbitro che si è maggiormente distinto durante un campionato di Serie A. Sì, quest'anno siamo arrivati alla 7ª edizione, siamo a chiusura anche di un quadriennio olimpico. Io mi reputo orgoglioso insieme al mio consiglio direttivo che in tutti gli anni in cui siamo stati, diciamo, alla governance della sezione Aia di Agrigento siamo riusciti a organizzare questo evento che ha la duplice funzione di ricordare appunto il giudice Rosario Livatino, ma anche ricordare che
i giovani necessitano di insegnamenti, di principi, di una formazione sana, che è quella che poi noi vogliamo inculcare ai nostri arbitri. Ecco, Livatino esempio nello sport, anche la classe arbitrale ed esempio spesso quando si va in campo la parola d'ordine è disciplina e rigore. Più che rigore, autorevolezza direi. Ecco, io direi se ci fosse un modo per descrivere l'arbitro eccellente basterebbe andare a leggere la biografia del giudice livatino. Imparziali, onesti, umili, sempre corretti, bravi ad applicare le regole. Ecco, l'arbitro si deve distinguere appunto per personalità, per credibilità. Dopotutto Livatino sappiamo ci diceva che quello che conta nella vita è essere credibili. Ecco, il premio ha anche questo obiettivo, premiare un arbitro che si è contraddistinto per credibilità tecnico-atletica ma soprattutto comportamentale. Quest'anno la scelta a chi è andata? Premieremo, o meglio il designatore Rocchi e il Comitato Nazionale Laia hanno individuato in Paride Tremolata di Monza l'arbitro a cui sarà assegnato la 7ª edizione del Premio Nazionale Giudice Rosario Livatino. Tra l'altro per l'occasione avremo l'onore di ospitare oggi il vicepresidente nazionale dell'Aia Alberto Zaroli e tantissimi altri ospiti. Presidente, stasera qui a Canicattì per questo premio intitolato al Beato Giudice Rosario Angelo Livatino si dà un riconoscimento all'arbitro che si è maggiormente distinto durante questa stagione, ma è un altro momento di legalità. Sì, è un momento di legalità, un riconoscimento verso un protagonista della società civile, di una persona che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti, non soltanto per le qualità professionali ma per quelle etiche, per la capacità di voler cambiare non cambiando se stessi. E per noi Rosario Livatino è diventato anche un simbolo, perché il giudice ragazzino è anche per noi il simbolo di tutti quei ragazzi, di quei giovani, di quelle giovani che fanno i giudici, ovviamente in piccolo, sui campi di tutte le province, di tutte le regioni italiane, e si prendono tante responsabilità cercando di far rispettare le regole, ma anche di non dimenticare l'etica e la moralità in ogni momento e in ogni situazione. Ecco, siamo a fine stagione, anche tempo di bilanci, com'è stato quest'anno per l'Associazione Italiana Arbitri? Ma come sempre ci sono situazioni positive e meno positive. Sapete che se andiamo a leggere i giornali, andiamo a vedere le trasmissioni televisive, le polemiche non mancano mai, ma noi siamo soddisfatti dei nostri arbitri, siamo soddisfatti anche di un ricambio generazionale che stiamo portando avanti, perché oltre ai grandi, ai big, non dimentichiamoci che ci sono gli europei ancora, per cui avremo 2 nostri arbitri, Daniele Rossato e Marco Guida, che andranno a rappresentare l'Italia a livello europeo, ma ci sono anche tanti giovani che si stanno affermando. Oggi c'è un giovane arbitro di Serie A che viene premiato, e quindi è stata una stagione importante anche dal punto di vista dell'affermazione delle nuove leve. Ecco, l'arbitro affascina quanto il calciatore, possiamo usare questa definizione? Io la ringrazio per questa fascinazione, perché molto spesso consideriamo l'arbitro come un elemento esterno al gioco. In realtà no, l'arbitro gioca, si gioca da arbitro come si gioca da calciatore, da attaccante, da difensore. L'arbitro si diverte, anche se forse vi sembra strano, l'arbitro si diverte cercando di fare la cosa giusta, e quindi cerchiamo di far passare all'esterno l'immagine di un arbitro che non è l'elemento perdente del gioco. L'arbitro vince quando fa le cose per bene, vince su tutti i campi quando esce convinto di aver fatto del suo meglio. Michele Giordano è il presidente regionale dell'Associazione Italiana Arbitri, stasera qui a Canicattì, premio Giudice Livatino all'insegna della legalità. Assolutamente sì, è un premio all'insegna della legalità che calza benissimo con quello che è il mondo dell'AIA, infatti non per questo da diversi anni c'è questo parallelismo, commemorare la memoria di un giudice martire della mafia con una figura dell'arbitro. Noi arbitri siamo i primi a essere chiamati a rispettare le regole, non solo a farle rispettare, quindi questo parallelismo è quello che ci appartiene e che per cultura stiamo provando ad estendere veramente anche fuori dal nostro contesto arbitrale. Ecco, soddisfatto della classe arbitrale siciliana? Sì, io sono da un anno circa in questo ruolo e devo essere onesto, sono soddisfatto. Ho trovato una buona base su cui lavorare, ho cercato di fare del mio meglio sicuramente, i ragazzi mi rispondono bene, c'è molto da lavorare, però passo dopo passo sono soddisfatto. Il ruolo dell'arbitro continua ad affascinare tantissimo, soprattutto ai giovani, e questo sicuramente è un bene per lo sport. Sì,
ma non ne nascondo che abbiamo grossi problemi e difficoltà nel reclutamento, perché i giovani di oggi sono anche attratti da molte altre possibilità e questo qui porta fuori dalla possibilità di fare l'arbitro. Però una volta entrati in associazione io vedo veramente un innamoramento del ruolo, una passione, perché è un ruolo estremamente formativo, ti fa crescere e quindi questo lascia ben sperare anche per il futuro. Stasera qui a Canicattì per ricevere questo premio intitolato al giudice Rosario Angelo Livatino, magistrato di questa città ucciso dalla mafia. Ecco, qual è il suo stato d'animo? Allora, sono un po' emozionato, diciamo, di ricevere questo premio, soprattutto perché è stato pensato il mio nome, cioè il mio nome è stato accostato a questo premio intitolato a una persona così importante, quali diciamo, ideali, rispetto, lealtà, giustizia sono stati per lui motivo di vita e ha dato la vita per questi ideali fondamentali, quindi essere accostato a questa persona in maniera, con questo premio, per me è motivo di orgoglio. Ecco, l'arbitro di calcio tra l'altro questi ideali, questi valori li porta in campo. Sì, assolutamente, stiamo parlando di valori simili, ovviamente in contesti molto diversi, però il tema della giustizia, della lealtà, della correttezza li portiamo anche noi in campo. Ovviamente sono contesti diversi, però sì. Ancora oggi tanti giovani sono affascinati dal mondo arbitrale, lei è un giovane, allora qual è il suo consiglio? Il mio consiglio è che io prima arrivo dal mondo del pallone, del calcio giocato, poi a 21 anni ho cambiato questa prospettiva per varie vicissitudini e ho scoperto un mondo diverso, che è un modo che rispetto al calciatore viene vissuto in maniera diversa, ma che se fatto con passione, fame, volontà ti porta a raggiungere dei risultati che, diciamo, che ti catturano e quindi diventa un po', tra virgolette, passatemi il termine, una malattia, quindi non puoi fare quasi a meno, cioè, ti condiziona nel bene in tutto quello che fai, ti aiuta a crescere, ti forma, ti dà forza e quindi lo consiglio. Ecco. Don Giuseppe, oggi qui a Canicattì per questo premio Livatino, la reliquia del Beato oggi possiamo anche dire viaggia quasi per tutta Italia e quindi è un momento importante per questa figura, per questo martire della giustizia, per questo uomo elevato agli onori degli altari. Sì, è una manifestazione che mette in luce sempre la bellezza dell'esperienza cristiana anche del giudice Rosario Livatino. Come ha detto, sì, la reliquia sta conquistando giovani e meno giovani, perché comunque è l'occasione per presentare la figura, l'esempio e nello stesso tempo anche l'impegno per la legalità che come società civile dobbiamo sempre comunque promuovere. Bella l'associazione, insomma, tra la figura dell'arbitro e avere comunque associato il premio per gli arbitri alla Beato Rosario Angelo Livatino. Diciamo che anche lui ha arbitrato, nel senso che c'è il concetto di giustizia che accomuna colui che amando il gioco cerca di far rispettare le regole sul campo e colui che nella società cerca anche di aiutare anche la collettività a rispettare quelle norme che poi hanno come finalità il rispetto della dignità di ogni uomo e il rispetto delle regole non finalizzato, non fine a se stesso, ma sempre finalizzato al rispetto dell'altro. Quindi è sempre un'occasione buona per promuovere la figura di Livatino, farla conoscere e nello stesso tempo imitarla.